Assessore Paolo a Roma, con l'allungamento dell'età media e della prospettiva di vita, il tema dell'invecchiamento attivo è sicuramente di estrema attualità. Quali sono le politiche regionali a riguardo? Sicuramente è una delle tematiche sulle quali, oltre alla legge regionale presente, vedremo di unire anche tutti gli altri soggetti come lo sport e così come anche tutta la parte di prevenzione che lega anche il collega Gerosa per la parte del Dipartimento di Prevenzione legata alla sanità. Iniziative come quella di oggi legate a quello che il Comune di Giavera ha cercato di mettere a sistema con il territorio è fondamentale, perché in queste politiche lavoreranno anche insieme in sinergia tutti gli ATS. L'altro tema è quello legato alla longevità, sulla quale invece stiamo già lavorando con dei gruppi di lavoro e andremo ad inserire anche degli attori territoriali legati alle associazioni che già stanno lavorando con i loro gruppi di lavoro. Sempre di più quindi degli stili di vita che saranno legati anche nei bandi legati allo sport, affinché ci siano proprio modalità opportune in cui il giovane ma anche l'anziano possano fare insieme delle attività anche legate a quelle propedeutiche all'attività sportiva, o dall'altra parte ci sia la possibilità di avere una ginnastica dolce per prevenire le cadute, le fasi successive rispetto ai traumi da caduta, e quindi permettere la riabilitazione stessa dell'anziano.